Ci sentivamo i nipotini delle SS, degli spartani, dei vichinghi, dei samurai. Ci sentivamo dei guerrieri. Non avevamo nessun rispetto per gli altri che non eravamo noi. Sfioravamo il prossimo come si sfiora un muro, passeggiando. Poi ci è piombato addosso il Circeo. Disse così Angelo Izzo. Con 2 amici, 2 complici, 2 ragazzi come lui, Andrea Ghira e Gianni Guido, aveva torturato, stuprato, segregato per più di 30 ore 2 ragazze. Ne avevano uccisa una, l'altra l'avevano creduta morta. Noi lo conosciamo e lo ricordiamo come il massacro del Circeo. Izzo disse che gli era piombato addosso. San Felice Circeo, poco più di 100 chilometri da Roma, lungo la costa. È un luogo inesorabilmente, inevitabilmente legato a quello che avvenne lì, in una villa, tra il 29 e il 30 settembre 1975. Villa Moresca, un nome esotico. Quel luogo è legato al nome di 2 ragazze, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Questa è la loro storia, la storia di quelle 30 ore, ma è anche la storia di un processo in cui uno degli avvocati difensori dei 3 stupratori assassini disse: se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, se non fossero uscite di notte, se non avessero accettato di andare a casa di quei ragazzi, non sarebbe successo nulla. E ancora, i 3 giovani non volevano uccidere. L'hanno colpita in testa, ma non è uscito neanche un po' di cervello. Un po' di cervello, disse così quell'avvocato. Era un'Italia quella in cui i giornali scrissero che le ragazze avevano imboccato una strada sbagliata, che erano attirate dalla vita brillante. Alcuni amici di una di loro dissero era brava, ma da qualche tempo era cambiata. Ed era un'Italia in cui la violenza sessuale era catalogata come un reato nella sfera della moralità pubblica e del buon costume. Solo nel 1996 il reato di violenza sessuale divenne un reato contro la persona. Non finì quel giorno al Circeo, non finì con il processo. Questa è la storia anche di ciò che accadde dopo, di quello che meno è stato raccontato e che meno è conosciuto. Non fu un'indagine difficile per scoprire chi aveva commesso quel reato, chi aveva torturato, violentato e ucciso. Più complicato e avvilente è scoprire e capire che cosa accadde dopo. Le protezioni, le coperture, le fughe assurde e facili. Capire come uno dei 3 riuscì per anni a sparire in Sud e Centro America e un altro a prendere in giro le procure di mezza Italia per poi uccidere di nuovo. E il terzo a dissolversi nella legione straniera spagnola, a rimanere nascosto e protetto anche dopo morto. È una storia atroce, dura, fredda, nei racconti di ciò che accadde, come se per un giorno e mezzo ci fosse stata una sospensione dell'umanità. Disse Donatella Colasanti, la ragazza che sopravvisse a quelle ore fingendosi morta. Voi non li avete visti, non avete visto i loro occhi, mentre ci facevano quelle cose. Questa è la storia anche dei 3 ragazzi. I ragazzi scrissero i giornali della Roma bene e chissà che cosa significa. Angelo Izzo, Andrea Ghira, Gianni Guido. Uno di loro durante quelle ore lasciò la villa del Circeo, tornò a Roma. Disse devo essere a casa a cena per le 8:30, se no mio padre si infuria. Tornò a Roma, cenò, poi uscì. Disse ai suoi mi vedo con gli amici, poi prese l'auto e tornò alla villa. Ricominciò quello che aveva iniziato ore prima. Quando strinsero Donatella Colasanti e Rosaria Lopez nel bagagliaio di un'auto, come fossero valigie, pacchi, credendole entrambe morte, uno di loro si rivolse ai 2 amici che ridevano, disse «Shh, silenzio, non vedete che c'è gente che dorme?» È da lì che iniziamo questa storia, da un viaggio a San Felice Circeo, a Roma, con il bolero di Ravel dell'autoradio, mentre dietro nel bagagliaio ci sono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti che non osa nemmeno sfiorare l'amica per paura che chi è davanti si accorga che è ancora viva. Inizia da quel bagagliaio, da quell'auto poi parcheggiata in Viale Pola, a Roma, tra Via Nomentana e Corso Trieste.
L'hanno lasciata lì, ragazzi, si sono dati appuntamento per il giorno successivo, per far sparire i corpi. Questa storia inizia da una guardia notturna che sentì un gatto miagolare, o almeno così gli sembrò. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. C'è un uomo che cammina in Viale Pola. È una guardia notturna, passa in quella strada ogni sera, infila il cartoncino della sua società nella fessura dei portoni e sotto la saracinesca dei negozi. È la prova che è passato, che ha fatto i controlli. È la sua routine, sempre uguale ogni sera. Sono da poco passate le 22, il 30 settembre 1975, è un martedì. Viale Pola è nel quartiere Trieste, a Roma, a nord-est. Oggi lì c'è la sede dell'Università Luis Guido Carli. Il quartiere dei Parioli è poco più a nord. L'uomo cammina, si sentono solo i suoi passi sul marciapiede e non c'è nessuno. Poi è lui a sentire qualcosa. Pensa che sia un miagolio. Si ferma. Il suono proviene da una Fiat 127 bianca. Era un'auto allora diffusissima, avevano iniziato a produrla nel 1971, costava circa 1 milione di lire. L'auto è parcheggiata al fianco di una siepe che protegge una villa. L'uomo, la guardia notturna, si ferma. È un miagolio, ma è anche qualcosa di diverso, un suono stridulo, pensa, prolungato, ma anche leggero, quasi solo accennato. Fa 2 passi indietro. È spaventato, non capisce cosa sia quel suono, poi attraversa la strada ed entra in una cabina del telefono, chiama la polizia locale. Dice: c'è un gatto chiuso in una macchina. Non sono sicuro però che sia un gatto, forse è qualcos'altro. Arriva un'auto di pattuglia, scendono 2 vigili urbani. Il suono continua, il miagolio non si ferma, ma un vigile dice: non è un gatto. Chiamano i carabinieri, sono più o meno le 22:45 quando il bagagliaio della Fiat 127 viene aperto. C'è una ragazza, è nuda, il corpo e il volto sono coperti di sangue, di lividi. Ma è viva, si muove, l'aiutano a scendere dall'auto. Nelle cronache del giorno dopo qualcuno scrisse che sembrò una resurrezione. Il bagagliaio della Fiat 127 è angusto, piccolo, erano i modelli in cui il bagagliaio e abitacolo erano separati. Più tardi arrivò il modello con il portellone. Carabinieri e vigili urbani vedono Donatella Colasanti, vedono solo lei. Scostano la coperta che le era stata buttata addosso, la fanno scendere lentamente. Ed è in quel momento che qualcuno tra i soccorritori vede qualcos'altro, che prima era nascosto. È un fagotto sotto un'altra coperta. Scostano la coperta. C'è un'altra ragazza e anche lei è coperta di sangue e lividi, ma non si muove. La ragazza viva si guarda intorno come se fosse altrove, lontana, dice qualcosa, un nome dice soprattutto, Jacques. I primi verbali riporteranno il nome Jack all'inglese, ma è Jacques, francese, quello che pronuncia la ragazza. La portano in ospedale, ha detto il suo nome, si chiama Donatella Colasanti. Non ha nemmeno 18 anni, è nata nel 1958. È studentessa, vive nel quartiere della Montagnola, nella zona sud di Roma, vicino all'Ardeatina. Le chiedono chi è l'altra ragazza. È Rosaria, risponde lei, Rosaria Lopez.
era di 2 anni più grande, nata nel 1956. Anche lei viveva alla Montagnola. Dopo la scuola superiore aveva iniziato a lavorare in un bar della zona. Donatella viene portata in ospedale, al Policlinico Umberto I. Ha ferite gravi su tutto il corpo. Le mettono una vistosa fasciatura alla testa. Ha i segni di un tentativo di strangolamento sul collo. L'altra ragazza è stata portata via dal furgone dei servizi mortuari, che era già quasi l'alba. Si sono dovuti attendere il medico legale e il magistrato di turno. Intanto tutta la zona è piena di auto, di polizia e carabinieri. I giornalisti dei quotidiani e delle agenzie di stampa hanno saputo, sono arrivati. Quella sera qualcuno ha visto 2 ragazzi allontanarsi da quell'auto. Uno è alto, magro, sembra quasi un fotomodello, diranno le descrizioni. L'altro è più piccolo, biondo, coi capelli ricci. Verso mezzanotte la polizia suona alla porta di un appartamento. Dalla targa, infatti, si è risaliti al proprietario della Fiat 127. È intestata a Raffaele Guido, lavora in banca, è un dirigente. Vive con la famiglia nel quartiere Trieste. Raffaele Guido apre la porta spaventato. Ci sono 3 poliziotti. Uno chiede: «È sua la Fiat 127 bianca con questa targa?» E gli mostra un foglio con su la targa. «Sì», risponde lui, «la usa mio figlio». «Ma perché ha parcheggiato male?» «Lo chiamo, è di là che dorme». In realtà suo figlio non è di là che dorme, è sveglio, in quel momento si è affacciato sul corridoio. Lo portano in questura per interrogarlo. Lui si chiama Giovanni, lo chiamano Gianni. È nato nel 1956, ha 19 anni. Verso le 3 di notte viene fermato un altro ragazzo. I poliziotti lo hanno visto aggirarsi nel cortile della casa dove abitano i Guido. Si chiama Angelo Izzo. È nato nel 1955 e ha 20 anni. Poi c'è un terzo ragazzo. Anche lui abita poco lontano, è nato a Roma nel 1953. In quel momento, mentre tutto questo sta avvenendo, dorme. La mattina del giorno dopo si alza, riceve una telefonata e accende la radio. C'è questa notizia che viene data. Una ragazza trovata morta nel bagagliaio di un'auto, un'altra è viva. Alla radio il giornalista parla di 2 ragazzi fermati. Andrea Ghira si veste, riempie una borsa ed esce di casa. Per moltissimi anni di lui non si saprà più nulla. In realtà qualcuno saprà molto, saprà tutto, ma non dirà nulla. Andrea Ghira resterà in questa storia come una figura sullo sfondo. Uno che c'era, uno dei 3, forse anche il capo di quei 3. Ma chissà dove è finito. Andrea Ghira e Jacques. Angelo Izzo racconterà poi che cosa era accaduto dopo che avevano parcheggiato l'auto in Viale Pola. Ecco in questa ricostruzione che cosa disse. Eravamo io e Gianni. Andrea era tornato a Roma con l'altra auto. Ci eravamo divisi i compiti. Lui sarebbe dovuto tornare nella villa del Circeo il giorno dopo per ripulire tutto. Io e Gianni ci saremmo occupati dei corpi. Gianni decise di andarsi a fare qualche ora di sonno. Ci demmo appuntamento per le 4 del mattino. Cercai un amico ed era a casa a studiare. Ce ne andammo in via Veneto a mangiare. Ordinammo supplì, una carbonara e un filetto di carne danese. Erano 2 giorni che non mangiavo come si doveva a causa dell'anfetamina. E chiunque abbia una minima conoscenza dell'effetto della fendimedrazina sa benissimo che toglie il sonno e l'appetito. Dopo aver cenato, a bordo della Maserati del mio amico andammo a guardare le prostitute di via Veneto, poi a farci una vodka a piazza Euclide. Alle 2 di notte ci salutammo. Io feci un salto a piazza delle Muse prima e al bar Rocci poi. A un certo punto, non saprei nemmeno spiegare il motivo, decisi di andare da Gianni anticipando l'appuntamento. E lì sotto casa sua trovai i carabinieri. La mattina del 1 ottobre Donatella Colasanti viene sentita in ospedale dagli inquirenti. C'è il magistrato, il sostituto procuratore Salvatore Vecchione, e il suo assistente, il capitano dei carabinieri Prospero Prosperi. Donatella fa 4 nomi durante quel primo colloquio. Carlo, il primo, e poi i 3. Angelo, Guido, che lei chiama per cognome, e Jacques. Adesso bisogna capire chi sono quei ragazzi, qual è la loro storia. Il più piccolo, Gianni Guido, ha 19 anni. Angelo Izzo ne ha 20, Andrea Ghira ne ha 22.
Davvero si sentivano allora in maniera storta e malata vichinghi invincibili. Non erano usciti dal nulla. 2 di loro erano già conosciuti in questura, tutti e 3 erano piuttosto famosi negli ambienti del neofascismo romano, frequentavano le sedi del Fronte della Gioventù, la sezione giovanile dell'allora Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista. Guido e Izzo hanno frequentato il liceo San Leone Magno. È una scuola antica, fondata nel 1887, prestigiosa. È la scuola cattolica, di cui parla il libro di Edoardo Albinati, e poi il film, girato dal regista Stefano Mondini. Hanno fatto il liceo scientifico. Izzo era un anno avanti, ma erano diventati amici. Stessa estrazione sociale, stesso quartiere, stesse frequentazioni. Andrea Ghira ha avuto un percorso scolastico più complesso. Tutti e 3 nell'autunno del 1975 sono iscritti all'università. Ricorda Massimo Lugli, giornalista romano e scrittore. Guarda, l'ambiente era quello classico degli estremisti di destra. Io ricordo bene quegli anni perché io ho la stessa età poi dei protagonisti della vicenda, sono del 55, ed erano anni di grandissima violenza. Ecco, noi studenti universitari o liceali passavamo praticamente la gran parte del nostro tempo con la spranga in mano a fare cazzotti, e questi 3 personaggi venivano da un ambiente, sono stati definiti pariolini. È una definizione molto romana, ma nella realtà loro non avevano niente a che vedere con il quartiere dei Parioli, perché abitavano tutti nella zona più o meno di Piazza Bologna. È una zona di medio-alta borghesia, zona tradizionalmente di destra, di estrema destra. Avevano studiato al San Leone Magno, da cui il libro e poi il film, la scuola cattolica. Poi avevano intrapreso una carriera universitaria assolutamente inesistente. Izzo studiava medicina, Guido studiava architettura e Ghira giurisprudenza, ma più che altro si dedicavano a questo tipo di scontri. Ecco, non sono mai stati dei terroristi, nonostante poi le rivelazioni fake di Angelo Riccio, che ha detto qualunque cosa. Nella realtà erano 3 piccoli picchiatori fascisti con questo mito della banda dei marsigliesi, il mito delle armi da fuoco, il mito del racismo. Avevano tutta questa subcultura classica di quei tempi. Angelo Izzo è figlio di un costruttore. La mamma si occupa della casa e dei 3 figli. Angelo è stato condannato per aver violentato, insieme a 2 coetanei, 2 ragazze. Gli è stata inflitta una pena di 2 anni e mezzo. In carcere ha trascorso un periodo breve. Abbiamo detto, allora la violenza sessuale era un reato cosiddetto contro la morale, non contro la persona. È uno iperattivo Izzo, nervoso, con una considerazione enorme di se stesso. In carcere poi scriverà una specie di romanzo biografia che nessuno pubblicherà mai, cambiando i nomi dei protagonisti. Andrea Ghira nel libro viene chiamato Cowboy, Gianni Guido diventa Virgilio. Il libro attacca così. Ancora una galera, ancora chiuso. In fondo al mio cuore vuoto vorrei pensare ad altri problemi, tipo se il maiale si accoppia bene con uno Chateau Montbriand Blanc o se posso entrare a Ritz senza cravatta. Intitola il libro The Mob, il gruppo criminale. Il sottotitolo è La banda dei Pariolini. È quello che è Angelo Izzo, un pariolino, uno dei Parioli. Venivano chiamati così i ragazzi di destra a Roma, come i San Babilini a Milano. Izzo frequenta, come detto, il Fronte della Gioventù, ma dagli altri viene considerato inaffidabile. Si diverte di più a rubare i motorini che a partecipare a discussioni politiche. Lui e Ghira, tra l'altro, i motorini che rubano, li nascondono proprio nella sede del Fronte della Gioventù. Izzo si definisce fascista. È inserito in quel mondo, tra quei ragazzi che si trovano al pomeriggio sotto il fungo dell'Eur, la torre piezometrica che era stata costruita per le Olimpiadi del 1960. È una delle zone nere, delimitate da confini non visibili ma rigidi,
quando Roma era divisa in aree che venivano considerate quasi invalicabili. Da una parte i ragazzi di sinistra, dall'altra quelli di destra. Izzo partecipa alle azioni contro i ragazzi di sinistra, quelli che lui e gli altri chiamano zecche. Si esalta, come si esalta quando ruba, quando entra in una casa per una rapina e quando stupra. Con lui c'è sempre l'amico Gianni Guido. Se Izzo è iperattivo, nervoso e sempre in movimento, Guido è diverso. Parla pochissimo, è calmo. A volte sembra quasi assente. Al liceo andava bene, meglio dell'amico, studiava, poi si è iscritto ad architettura, mentre Izzo ha scelto medicina. Guido partecipa meno alle azioni del gruppo, ma ne fa comunque parte. Suo padre, come abbiamo detto, è dirigente in banca. A casa le regole sono rigidissime, si pranza alle 13:30 e si cena alle 20:30 e se non si è puntuali è un problema. Anche lui passa molto tempo al fungo dell'Eur e la sera in un altro luogo il ritrovo dei giovani neofascisti, in Piazza delle Muse. Così Angelo Izzo, intervistato da Franca Leosini, descrisse anni dopo l'amico Gianni Guido. Gianni era diciamo forse più psicopatico di noi tre, nel senso che aveva proprio una doppia vita, cioè aveva proprio tutto l'aspetto del ragazzo per bene, andava bene all'università, diciamo, ed era un ragazzo privo, forse il più privo di noi invece di senso morale, in certo senso. E poi c'è il terzo del gruppo, Andrea Ghira. Qualcuno dirà che era il più cattivo dei tre, ma c'era davvero uno più cattivo? Vive nel mito di Jacques Berenguer, uno della banda dei Marsigliesi, la banda delle 3B, Berenguer, Bergamelli, Bellicini. Tre cresciuti a Marsiglia tra rapimenti e rapine, poi emigrati in Italia perché in Francia non era più aria per loro. Fecero il 15 aprile 1964 una rapina a Milano passata la storia in via Monte Napoleone. Chiusero con le loro auto la strada sui due lati e poi entrarono in una gioielleria sparando decine di colpi di mitra. Risalirono a loro perché uno della banda perse un gemello in oro a forma di Torre Eiffel. Andrea Ghira a quel mito vuole essere come loro, si fa chiamare Jacques. Suo padre è un importante costruttore. È stato campione europeo olimpico di pallanuoto. È un tipo molto severo, duro, che odia i preti. Sotto la doccia canta spesso "Brucerà, il Vaticano brucerà". Andrea Ghira è un picchiatore conosciuto. Ha partecipato a diverse aggressioni a studenti di sinistra. Spesso gira con una pistola. È alto, grosso, gioca a rugby. È sempre pieno di soldi. Il padre non glieli dà, lui li ruba. A un certo punto i genitori hanno deciso di mandarlo via da Roma, combina troppi guai. Lo mandano a Domodossola, lontano al nord, in collegio all'Istituto Rosmini. Dopo un anno era tornato a Roma, si era iscritto al Liceo Mameli e poi al Giulio Cesare. Era già maggiorenne, a scuola arrivava con auto di lusso, a volte rubate, passava davanti alle gazzelle della polizia che presidiavano il liceo in quegli anni difficili. Quando fuggì era iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Il 18 ottobre 1973 Ghira era entrato con un complice in una casa di via Panama. Aveva legato la cameriera e portato via soldi e gioielli. Era anche uno sbruffone pieno di sé, si vantava sempre delle sue azioni, raccontò in giro quello che aveva fatto. Lo presero, la cameriera lo riconobbe. Non riconobbe invece quello che era il suo complice di quel giorno. Era Angelo Izzo, lo ammise lui stesso, anni dopo. Ghira fu condannato a 5 anni di reclusione, scontò 20 mesi nel carcere di Rebibbia. Quando uscì riprese a fare la vita di sempre, anche lui sotto il fungo dell'Euro, anche lui in Piazza delle Muse. Così sempre Angelo Izzo parla di Andrea Ghira, intervistato da Franca Leosini. Andrea era una famiglia educato con una severità eccessiva, no? Una severità estrema,
E quindi aveva tutta una serie di forme di reazione di questo tipo. Cioè, vi faccio un esempio: Andrea veniva da una famiglia forse la più ricca, diciamo, e no, era una famiglia, era quello che aveva sempre meno soldi in tasca, poi quando cominciava a fare le rapine c'aveva i soldi in tasca. Ecco, sono loro, sono i 3 del Circeo. C'erano anche altri che vivevano e si muovevano attorno a quel gruppo, come Carlo, uno che ha una parte importante in questa storia. Fu da lui che iniziò tutto. Non si chiamava Carlo, però. Quello era un nome che si inventò. Si chiamava Giampietro Parboni Arquati. Fu lui il primo a incontrare Donatella Colasanti. Ecco, in questa ricostruzione cosa raccontò Donatella Colasanti quando, durante le testimonianze, ricostruì quello che era avvenuto. Ho conosciuto un certo Carlo vicino al Cinema Empire, giovedì scorso, verso le 18. Ero uscita dal cinema insieme alla mia amica Nadia. Stavamo facendo l'autostop e si fermò questo ragazzo. Era gentile, cortese e salimmo su. Durante il tragitto ci propose di vederci nuovamente, insieme a un suo amico, e così gli diedi il mio numero di telefono. Mi telefonò sabato verso l'ora di pranzo e mi chiese se potevamo vederci il pomeriggio al bar del ristorante Il Fungo, all'Eur. Andai all'appuntamento con Rosaria. Nadia era con la sorella e 2 amiche a Luna Park. Con Carlo c'erano 2 suoi amici, Angelo e Gianni. Abbiamo bevuto qualcosa, chiacchierato. Al momento di salutarci ci chiesero se potevamo uscire nuovamente con loro il lunedì successivo e ci dissero, visto che erano in 3, di portare un'amica. Prendemmo quindi un appuntamento per il pomeriggio del lunedì alle ore 16 davanti al cinema Ambassade. Anche questa volta Nadia non era potuta venire e così ci presentammo io e Rosaria. Ma anche Carlo non si presentò. All'appuntamento c'erano solo Angelo e Gianni. Ci dissero che Carlo ci stava aspettando a Lavinio, che avremmo potuto passare il pomeriggio con lui, al mare. Salimmo sulla macchina, eravamo già vicini alla Pontina, la strada che porta verso il mare, ma loro non svoltarono per Lavinio. Anche quello che si fa chiamare Carlo viene arrestato nei giorni successivi al 30 settembre. Il 6 ottobre, interrogato nel carcere di Regina Coeli a Roma, dice: «Io con questa storia non c'entro niente». Non spiega però perché abbia dato alle ragazze un nome falso. Dice che lui in quel periodo era molto impegnato, che studiava tantissimo, si era iscritto a un corso di analisi di matematica e anche quel lunedì era rimasto a casa a studiare. Gli inquirenti sospettano che anche lui dovesse andare alla villa del Circeo e che poi si fosse tirato indietro. Non ci sono però elementi concreti per trattenerlo, viene scarcerato, verrà poi prosciolto. Ma torniamo a quel giorno, a quell'appuntamento al cinema Ambassade. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez sono sedute dietro in auto sulla 127 bianca. A guidare è Gianni Guido. Sono circa le 17. La meta in realtà non è quella che è stata detta dai ragazzi, non è Lavinio, che si trova vicino ad Anzio. La meta reale è San Felice Circeo. Le ragazze però non lo sanno. A un certo punto, durante il tragitto, Guido ferma l'auto vicino a una cabina telefonica. Scende Angelo Izzo, dice che deve telefonare a Carlo per dirgli di sbrigarsi a raggiungerli. Poi risale in auto. Guido non svolta verso Lavinio, prosegue, ma le ragazze non se ne accorgono, non ci fanno proprio caso. L'auto a un certo punto prende una strada laterale, passa un paese, ne esce, prende una strada non del tutto asfaltata. Quindi si ferma. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez escono dall'auto. Si trovano davanti a una villa. È una costruzione bianca a 3 piani. All'entrata c'è una porta a vetri con infissi marroni. Izzo ha le chiavi in tasca, ma fa finta comunque di cercarle vicino al cancello. Quella villa, l'abbiamo detto, si chiama Villa Moresca. È isolata nel comune di San Felice Circeo, dopo Punta Rossa. Ci si arriva lungo una sola strada fatta di tornanti che sono a picco sul mare. La montagna è incombente sopra. La villa è di proprietà della famiglia di Andrea Ghira. È stato Andrea a dare le chiavi a Izzo.
Donatella Colasanti descrisse così Angelo Izzo e Gianni Guido e parlò così dell'arrivo alla villa. Gianni era vestito con pantaloni scuri e una maglietta color crema. Se volete che lo descriva, è un ragazzo di circa 23 anni, magro, molto alto, i capelli neri e anche gli occhi sono scuri. Ha una piccola cicatrice sulla guancia, credo sia la guancia sinistra. Di Angelo mi sono rimasti impressi gli occhi, azzurri, sporgenti a palla. È molto più basso di Gianni. Ha una cicatrice sul polso sinistro. Mi disse che era un tatuaggio cancellato che aveva lasciato il segno. Mi disse anche che si era operato di recente. Indossava una maglietta bianca con delle piccole righe celesti e un paio di blue jeans. Nella prima mezz'ora non ci furono minacce né nessuna violenza. Poi ci fu una trasformazione e tutto diventò un incubo. Quando Guido e Izzo verranno interrogati, racconteranno le loro versioni. Non faranno all'inizio il nome di Andrea Ghira. Leggendo le loro parole si capisce, si intuisce come tentarono di riportare tutto a una sorta di normalità quasi banale, come se non percepissero o non volessero percepire il senso di ciò che avevano fatto. Questo ricostruito è quanto disse Angelo Izzo testualmente durante una delle sue deposizioni. Ritengo opportuno dire che sono stato provato dalla fine di un tormentato rapporto con una ragazza che amavo molto. Poi vi è stato il crollo dei miei ideali politici. Non mi sono più ripreso da questo stato di disagio, accentuato dalla carcerazione che ho subito per altri fatti. Sono stato anche in cura presso uno psichiatra di Roma per circa 2 anni. Noi eravamo in 2, io e Gianni Guido, ed eravamo convinti di trovare 3 ragazze. Avevamo deciso di andare al cinema, ma fummo contenti di trovare 2 ragazze e non 3. Così invece del cinema potevamo andare in qualche posto e provarci. Chiedemmo alle ragazze se preferivano andare al cinema oppure fare una gita al mare. Dissi loro che potevamo andare nella villa di un amico. Loro dissero che non potevano fare tardi. Furono loro a preferire la gita al mare. Dissero che potevamo andare e fare subito ritorno e che al cinema si sarebbero annoiate. Poco dopo che arrivammo alla villa era già ora di tornare, ma non se ne erano rese conto perché non avevano l'orologio. Io dissi a Guido che avevo in mente una balla per trattenerle. Lui mi rispose che non aveva difficoltà, ma che doveva tornare a casa per l'ora di cena. Allora cominciai a raccontare alle 2 ragazze che eravamo ricercati dalla polizia, che eravamo della banda dei Marsigliesi e che non potevamo tornare a Roma. Gli dissi che Gianni era il fratello di Jacques Berenguer, il capo della banda, e che doveva tornare a Roma per degli affari. Erano le 19. E queste invece sono le parole di Gianni Guido. Dopo circa un'ora, le 2 ragazze ci dissero che volevano tornare a casa perché si stava facendo tardi. I nostri approcci si erano limitati a qualche bacio perché Rosaria e Donatella si rifiutavano di spogliarsi. Erano le 18:30. Quando ci chiesero nuovamente di tornare a Roma, Izzo tirò fuori la pistola. Disse che eravamo della banda dei Marsigliesi e che eravamo ricercati dalla polizia. Le ragazze si spaventarono e allora diciamo loro che le avremmo pagate 1 milione a testa per avere dei rapporti con noi e con un altro nostro amico che doveva arrivare di lì a poco. Siccome dovevo tornare a Roma per la cena, inventammo che avevo da fare e che quindi mi dovevo allontanare, ma che sarei tornato. La Lopez si calmò solo quando le dicemmo che non le avremmo fatto niente e che le avremmo riportate a casa. Dopo cena studiai, poi passai per il piazzale delle Muse, quindi ripresi la macchina e tornai al Circeo, dove arrivai all'1:30. Sono le 19 del 29 settembre. Le cose non sono andate e non stanno andando, come hanno raccontato Gianni Guido e Angelo Izzo. Durante il tragitto, Izzo non ha telefonato a Carlo, ha telefonato ad Andrea Ghira, il proprietario della villa. Lo ha fatto anche per assicurarsi che in casa non ci fosse nessuno, che fosse libera la villa. Ghira gli ha detto: «Non c'è nessuno, state tranquilli, ma oggi non posso venire, vi raggiungo domani». Izzo e Guido a un certo punto hanno tirato fuori la pistola. Hanno iniziato a vaneggiare di Marsigliesi, di Jacques Berenguer. Hanno minacciato Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. Hanno detto: «Ora facciamo sesso. Non sarete vergini, vero? Se lo avessimo saputo, non vi avremmo certo portato con noi». Le hanno chiuse in un bagno. Gianni Guido a quel punto va via.
Va a Roma, a cena a casa, se no il padre si infuria. Dopo poco, Izzo apre la porta del bagno, porta fuori Rosaria Lopez. Dopo mezz'ora riapre la porta, spinge dentro la ragazza. È nuda, l'ha obbligata a spogliarsi. Poi Izzo porta fuori Donatella Colasanti, la obbliga a entrare in una stanza e le dice spogliati. Ci sono passaggi particolari che non diremo, che sono intuibili, che furono ripercorsi attimo per attimo al processo quando gli avvocati difensori dei tre interrompevano la testimonianza di Donatella Colasanti dicendo «La testa è reticente, spieghi meglio». E lei doveva spiegare quello che tutti già sapevano. Quando torna Gianni Guido, lui e Izzo fanno uscire Donatella Colasanti e Rosaria Lopez dal bagno. E intanto parlano, continuano a dire di essere criminali famosi e temuti, di aver rapito il gioielliere Bulgari. Costringono Donatella Colasanti e Rosaria Lopez a rapporti orali. Disse poi Donatella Colasanti, ridevano, ci prendevano in giro, dicevano che non sapevano se ci avrebbero fatto andare via, che dipendeva tutto da Jacques, il capo, che sarebbe arrivato di lì a poco. La notte passa così, le ragazze vengono di nuovo chiuse in bagno, nude, terrorizzate. La porta ogni tanto si apre, compare Angelo Izzo con la pistola, che le minaccia, dice «State zitte, se no vi addobbo». Usa questo termine, vi addobbo. È una frase che ripeterà altre volte. Si affaccia anche Gianni Guido con una cinghia in mano. Urla «Zitte o vi ammazzo». Poi spostano le ragazze in un altro bagno. Le riportano nel primo bagno. Donatella Colasanti disse poi che aveva la sensazione che in casa ci fosse anche qualcun altro. Ogni tanto arriva uno dei due e porta fuori una delle ragazze. E ancora si ripete per tutta la notte. Quando Donatella Colasanti rimane sola in bagno, sente a un certo punto Izzo che quasi urla «Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta». Poco prima lo aveva sentito mentre diceva «Non ci riesco, continua tu», rivolto a Gianni Guido. Poi i due dicono alle ragazze «Non possiamo ancora lasciarvi andare, tra poco arriva Jacques, magari vuole fare qualcosa anche lui». Verso mezzogiorno del 30 settembre la porta del bagno si apre ancora. È Gianni Guido che dice a Donatella Colasanti «Vieni fuori, tu che hai fatto la brava». Donatella Colasanti raccontò che Gianni Guido ogni tanto faceva un verso con la bocca e con la gola, come se degluttisse rumorosamente. Poi i due dicono che non sono stanchi perché prendono anfetamine, che sono forti per quello, instancabili. Gianni Guido si infuria perché Donatella Colasanti e Rosaria Lopez piangono, chiedono di andare via. E allora lui le colpisce con calci sulla schiena. Le ragazze cercano di fare qualcosa, di reagire, di trovare una via di uscita, qualcosa con cui difendersi. Tentano di svitare il rubinetto del lavandino che si rompe, esce dell'acqua. Allora Izzo e Guido dicono «Ecco, stavamo per andare via e ora non si può più. È colpa vostra, solo colpa vostra. Dobbiamo restare qui, restiamo noi e restate anche voi». Restano chiuse in bagno per ore. Ogni tanto suona il telefono. E poi arriva il terzo, arriva Andrea Ghira, arriva Jacques. Ecco cosa ricordò Donatella Colasanti. Arrivò Jacques. Era alto circa 1,75 m, robusto, castano, i capelli appena ondulati. Aveva una leggera frangetta sulla fronte. Ci avevano detto che era il capo dei marsigliesi, ma parlava italiano, senza particolari inflessioni. Disse che aveva 23 anni, ne dimostrava di più. Vidi poi che aveva un tatuaggio verde sulla gamba. Si trattava della parola Lella. La scritta poteva essere lunga circa 2 centimetri. All'inizio non fu cattivo. Disse: «Se non vuoi venire a letto con me, io non insisto». Sgridò Angelo perché continuava a metterci le mani addosso. Ci assicurava che ci avrebbero riaccompagnate a casa, che però non dovevamo dire niente di quello che era accaduto. Poi però ci guardò e disse che dovevamo fare l'amore io e Rosaria. Ci costrinse ad abbracciarci, poi scelse Rosaria e la portò in camera. Angelo prese me, mi mise un cuscino sulla bocca e la pistola alla nuca. Siccome mi lamentavo, Gianni cominciò a picchiarmi
Negli stessi momenti sentivo Rosaria che gridava nell'altra stanza. Poi vidi Jacques e Rosaria uscire dalla stanza. Rosaria aveva parecchio sangue tra le gambe, guardava Jacques come se gli dicesse: «Ora che mi hai fatto questo, lasciami andare». A quel punto Jacques mi ordinò di andare nell'altra stanza con lui. Dopo ci ritrovammo tutti e 5 nella stessa stanza. Noi li imploravamo di lasciarci andare. Loro ci dissero che per mandarci a casa avrebbero dovuto addormentarci, così non avremmo dato fastidio nel viaggio. Andrea Ghira fa un'iniezione a Donatella Colasanti, poi ne fa un'altra. È un liquido rosso. Rosaria Lopez viene portata al terzo piano da Angelo Izzo, che dopo un po' scende e dice che l'iniezione non ha fatto effetto. Guido dice: «Prova con il cuscino». Izzo ha in mano un laccio emostatico. Si vanta che con quel laccio ha ucciso delle persone. Poi Rosaria Lopez viene portata di nuovo al piano di sopra. Da quel momento, disse poi Donatella Colasanti a processo, non l'ho più vista. Donatella sente il rubinetto al piano di sopra, i suoni di una persona, disse lei con la faccia immersa nell'acqua. Andrea Ghira va di sopra a vedere. Scende Gianni Guido che fa a Donatella Colasanti una terza iniezione. Lei è intontita, ma vede i 3 che continuano a scendere e salire le scale. E sente i lamenti di Rosaria Lopez. Poi Donatella si ritrova di nuovo in un'altra stanza con tutti e 3. Rosaria Lopez non c'è più. Andrea Ghira le mossa un graffio sulla mano, le dice: «Guarda cosa m'ha fatto la tua amica». Ghira poi le dice: «Dobbiamo darti un colpo di karate per addormentarti. Oppure preferisci il calcio della pistola?» Donatella Colasanti è costretta a rispondere e dice: «Un colpo di karate». Glielo danno, ma lei non sviene, si rialza. Le mettono una cinta di cuoio al collo, la trascinano per la casa. Stringono la cinghia che si rompe, ma resta comunque stretta al collo. Donatella Colasanti sviene. Quando si riprende tenta di allentare la cinghia, ma loro se ne accorgono. Izzo e Guido la colpiscono con dei calci su tutto il corpo e in faccia. Andrea Ghira è seduto su un divano e ride. Guido dice questa frase: «Madonna, questa non muore mai». La colpiscono con una spranga di ferro. Lei resiste, non cede, resta sveglia. Allora uno dei 3 dice: «La portiamo fuori, lo facciamo con un colpo di pistola». Questa è la voce di Donatella Colasanti che racconta quei momenti. Quando mi hanno messo il laccio intorno al collo, cercavano mi pigliavano col laccio e mi tiravano. E poi vedendo che non riuscivo a morire, una persona sprangata con la testa e dicevano sempre: «Questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?» Poi si allontanano, Donatella Colasanti resta sola nel salone. Si avvicina al telefono, fa il 113, il numero della polizia. È convinta però di essere a Lavigno, dice a chi risponde: «Mi stanno ammazzando, sono a Lavigno». I 3 sentono Donatella Colasanti che sta parlando al telefono. Arrivano, glielo strappano, la picchiano di nuovo. Alla fine sono convinti di averla uccisa. La prendono e la avvolgono in una coperta. Lei fa finta di essere morta. Loro ci credono. Uno dei 3 dice: «Finalmente». In quei momenti, dirà poi Donatella Colasanti, sentii il rumore di un'auto. Pensai che fosse arrivato qualcun altro. Donatella viene messa nel bagagliaio della 127 bianca, il bagagliaio viene chiuso. Dopo un po' viene riaperto. Mettono dentro anche Rosaria Lopez. L'auto viaggia verso Roma. Donatella Colasanti resta in quel bagagliaio per 4 ore. Non ha il coraggio di muoversi, non ha il coraggio di toccare Rosaria Lopez. Non tenta neanche di capire se sia viva, però non sente nulla. Rosaria Lopez è immobile, non si sente nemmeno il suo respiro. Davanti chi è al volante ha messo la musica. Avete ascoltato la prima parte di indagini su quello che accadde a San Felice Circeo il 29 e 30 settembre 1975.
Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.